da essa Barbagia de visti, da essa Sardigna, a tutto il mondo, visti TV, trasmettiti, questo cos'è da minore, insomma, i Tenovas, però insomma l'ascoltano intanto, l'ascoltano magari non in diretta, poi l'ascoltano dopo. Bene, cominciamo su questo il Tenovera de hoy, purtroppo che no val de guerra, che pare te bata, ha cominciato guerra a Israele e l'America hanno attaccato, guerra, sono andati in guerra preventiva contro l'Iran, non si sono posto di accordo sul paese nucleare e quindi pare che sia cominciata la guerra. Però non abbiamo un nuovo adesso il giornale, che in pratica sono cose da pacca ora al fatte. Torniamo a noi, si dimos come si presenta Sadie e Saida nostra, si presenta De Goi, in questa nuca che sono a Vassanne e quest'anno su Chelo della Sardegna. Ecco, de vizi, insomma. Su Saravallo non nata, mezzo cocolato viene da Sasurni, che poi cocolato è su tutto, che è che questa nuca, insomma, poi una scucuzzana. Oggi è sabato, batto 10 gradi al massimo, 7 gradi la minima. Andiamo a casa domenica amo 14 gradi al massimo 7 minimo, mese calcolato per tutto il dia. Abba non è presente, Sabba la presenta martesi, mercoledì, giovia, che Napoli, sabato e poi lunedì. Cioè amo la terabba in arrivo. Bene, toccamento so de vonu, amuso, toccamento della scrittura, benende tu Giorgio Zoripala, a suo munno in terra sarda e loco vizzichesu. Buona sorte e buona fortuna a Giorgio e auguri a Rometa, a sua mamma Chiara Pala e a suo babbo Toni Zori, perché ne siano sempre al mannino e dizzosos e lupesen in salute e serenitate. Benenne tu, Giorgio, Ale un attimo, bizzicheso in prus. Allora, cominciamo lo che so, questione sul giro della Sardegna, che attacco la crasa in bici, non vinto a Saida, ma ora in cue a Sabitisologo, e poi pennete verso in scuola, eccetera, eccetera, però Colanne non possa 131, ma Colanne, insomma, ecco. L'ordinanza comunale del divieto di transito, del sì, da squille, da stanca, insomma, a Cussora, a cominciare dalle Saldecche, però sul giro in bicicletta, ecco qua, questi scritti in ocche, video di Bitti, 10, 11 e 40, 11 e 40, parti praticamente dai nuvole a Saldecche a stagione che manco Decche mi pare che è una cosa sul genere, no, che è arrivata alle 11:40. Bene, torniamo a noi, sì, torniamo a si sport, la bittese, giocata allora io cattoie, chi su Forni Calcio, ho 28, mentre tutte le altre squadre giocano a uno. Esa Lulese giocato in domo, chissà Oschilese, Crasa, domenica 1. Bene, poi abbiamo dato lo stoccamento, il dedare, chi si inappetire, solde, intanto oggi è stato il morso ad ONU a tutti i commercianti, sabato 28 di febbraio. E buono poi a tutti. Allora, amor non camel brincato su sita de appetire de casa de su comitato Santo Ioglio, non ha po' compreso poi non vi si è bessito, ma ve lo mandiamo il diretto, ma vediamo deve essere. In via. È strano che non siate arrivato. E vabbè. Me lo mandiamo, siccome non si è arrivata, e comunque sia intanto Bollonaro
crasa essere appetire sono davanti agli occhi, però sa sta su comitato o levasa a 2001 1991 mi pare che sia, te sì, a levasa. Eh, Hasta arrivare che siccome abbiamo il problema di linea non arriva a tante imprese. Cominciamo su chissà Unione Sarda, prima pagina, il PD cambio di passo alla regione, detenuti al 41 bis, oggi presidio a Cagliari, Nordio, carceri, nessun sovraffollamento. Decadenza, ieri udienza in corte d'appello e sentenza entro 30 giorni. Ieri sono stata ascoltata, sono avvocato, poi lui dice dai prosaccorsi, sa pagina dedicata, Cagliari un punto e qualche rimpianto. Nel finale Oristanio risponde a un gol pazzesco di Folo Runzo. Vabbè. Abbiamo un articolo di fondo di Ciriaco Freddo, Vizzichesu, leggere fa bene, allora, leggere fa bene perché non si cerchi di il conforto degli sbandieratori di massa, ma parafrasando Paolo Giordano, la solitudine dei numeri primi e dunque si impari a prendersi cura dei propri ragionamenti e a confrontarli con la diversità che ci circonda. È ormai quasi impossibile andare d'accordo al 100%, non solo con qualsiasi pensatore in cattedra, ma anche con i vari colleghi o compagni di viaggio e persino con gli amici. Ed è del tutto controproducente discutere sui social dove vigono leggi belluine con non di razionalità. Non possiamo però continuare a dividerci ancora e ancora per motivi d'opinione e d'altra parte non vogliamo uniformarci agli altri. La soluzione qual è? L'unica strada è quella di approfondire, di leggere, perché scaglie di valore si colgono quotidianamente dalle menti che si impegnano a elaborare ed è infine interesse nostro raccoglierle e metterle in fila per cercare un senso. Non siamo onniscienti, ma novelli pollicino persi in una foresta sempre più intricata, cioè, insomma, tutto canto sono tutti schitti, anche nelle polemiche, Ravina Einstein, siete stato viu, si hanno posto a cara su passateria della relatività. Non bisogna essere del tutto d'accordo con Rampini o Cacciari, Tagliagambe o Caracciolo, oppure Liorni, Pirocorrias o Manichedda. Faccio esempi di teste pesanti, ma rifiutare in blocco il loro riflettere su quanto succede ci impoverisce e ci limita. D'altra parte, i richelieu politici, così loro si credono, coloro che per decenni hanno portato le nostre menti all'ammasso delle ideologie che continuano a seminare ipocrisia, appaiono sempre più in contraddizione e nervosi. Questo articolo Boluccheglio Legere che merita di essere lesso. I fatti sono testardi, non scompaiono anche se vengono sottacciati. Dovuto cambiare la vita? Siamo soli e come scrive Scuratti nel suo Notturno occidentale, non se ne esce. Mi direte, anche lui, come Giovanotti, Benigni, Saviano,
Buddy Bunny, il rapper in polemica con Trump, è diventato un filosofo? Io so solo che scrive a proposito dell'Europa è che non c'è alcuna via del ritorno. La solitudine dell'Europa non è una condanna, è una liberazione. Ci obbliga a divenire pienamente, definitivamente noi stessi. Eh sì, che questo articolo, poi che lo leggo che in pazienza, che pone attenzione a questa fotografia pure me vestita perché è sfumata e leggo che in difficoltà. Andiamo alla prima pagina della nuova, Todd in piazza, diciamo no ai boss. Todd in piazza, diciamo no ai boss. Nordio narrata, non c'è rischio sicurezza. Bah. Oggi la protesta contro l'arrivo del 41 bis, il ministro, un accordo che risale al 2011. Io non so in questa protesta, come persone politica, lo ha spiegato in un comunicato, non mi ponzo il fatto a chi è scausa, è con causa del male della Sardegna, quindi si laccano la manifestazione. Da oggi via i medici a gettone, è emergenza, molti ospedali nell'isola rischiano di trovarsi senza personale, regione in affanno. Il cammino di Bonaria, pellegrinaggio tra i rifiuti. Questa è nata la denuncia che Battapito, però l'articolo non l'ha buscato e come, vabbè, magari lo recuperiamo, questa pagina 19 e vediamo se riusciamo a lo recuperare. Visto che non riguarda da caso cammino di Bonaria con la Tinocchia. Operai al lavoro in diabetologia, la SL interviene dopo le proteste. Il DG Trotta mantiene la parola, accesso al reparto sicuro e accogliente. Questo è dalle SSL Nugoro. Giro di Sardegna, la tappa del 1962, l'emozionante salita da su Berrinau. Cioè, nel 1962, la storia, dopo 6 ore di gara, l'arrivo incoronò il belga Vic Van Looy. E come storà nella memoria degli sportivi della provincia il Giro di Sardegna del 1962, che a Nuoro incoronò il belga Vic Van Looy. Sarà primo fino all'ultimo atto della corsa a Sassari, ha già vinto il Giro del 1959. Trionferà ancora nel 65 prima che arrivi a togliergli il record delle vittorie Eddy Merckx. Andiamo da innantisi e a Musu versano il latte per strada, pastori assolti in appello. Pastore Desini scola il processo legato alla protesta del 2019 quando fu fermato un furgone della 3A. All'Ascot, il medico pensionato, torno per la mia gente. In effetti, no, che baccarchi polemica dopo questa cosa, di questo Domenico Murdeu torna in servizio, lavorerà anche a Olollai e Lodine. Il problema è che non tutto è il volontariato, insomma. Il dottore Ascot non paccato espulde sul dottore in servizio. Sono sempre più i medici in pensione che decidono di rientrare in servizio per fronteggiare la carenza di specialisti nelle piccole comunità. E in una Gavoi che nelle scorse settimane aveva visto Giuseppe Mastio indossare nuovamente il camice da Ascot, ora si aggiunge il ritorno in forza di Domenico Murdeu, 70 anni, che lo scorso 31 dicembre era andato in quiescenza dopo 44 anni di servizi. Grande la soddisfazione tra i cittadini, compiaciuti della scelta di Murdeu, che già dai prossimi giorni coprirà 12 ore settimanali suddivise tra Gavoi, martedì e 8 a Lodine, mercoledì dalle 11.45 alle 14.15 a Olollai. Non me la sono sentita di lasciare soli i miei concittadini e gli amici di Olollai e Lodine in questo momento di estrema difficoltà, racconta Murdeu. Mi sarei potuto riposare dopo anni di intensa attività, ma il diritto alla salute è sacrosanto ed era importante tornare a dare una mano ai colleghi Mulas e Mastio. E vabbè, la picchiamo un po' buono, dai. Andiamo da innanzi.
Alta tensione in maggioranza, alla giunta serve un tagliando e la direzione del suo PD, in Oristano mi pare che la panfata, ha approvato pienamente la linea di Silvio Lai e direzione Dem, il documento del segretario passa all'unanimità. Lai, PD, sistema sanitario sotto stress e emergenza. Lo strappo Todde, PD, non rientra. 2 giorni fa la Presidente della Regione dell'M5 Stelle ha rivendicato le scelte fatte sulle nomine nelle ASL di Cagliari e Olbia. Ieri il PD ha rilanciato la decisione del segretario Silvio Lai. Silvio Lai ha chiesto una verifica dopo. Penso sia giusto fermarsi e fare un tagliando, ha detto nella direzione del partito convocata nella sede di via Canepa ad Oristano. Se vogliamo migliorare la vita dei sardi dobbiamo avere il coraggio di dirci cosa funziona e cosa no. E questo tagliando deve riguardare tutto, senza zone grigie, senza intoccabili. Sono i sardi che ce lo chiedono, i nostri dirigenti e militanti che sollecitano, che ci chiedono di rilanciare il nostro impegno e scrivere politiche nuove e noi dobbiamo rispondere. Passaggio stretto, sistema stressato, eccetera, eccetera. ASL, 2 ricorsi al TAR contro le nomine che ha fatto ultimamente la mossa dell'ex DG Foddis del Bruzzo e campus del Sulcis. Arrivano i primi 2 ricorsi al TAR contro le nomine ASL del 31 dicembre. Il primo della ex direttrice generale del Bruzzo Agnese Foddis contro l'indicazione di Maurizio Marcias. Il secondo della ex DG del Sulcis Giuliana Campus contro la nomina di Paolo Cannas, entrambe vittime dei commissariamenti dell'aprile 2025 a dispetto di un regolare contratto quinquennale in scadenza il 1 gennaio 2027. 20 giorni fa, sempre Foddis aveva fatto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per chiedere l'annullamento previa sospensione della delibera di nomina di Marcias e della delibera di giunta per indire una procedura di selezione per la formazione delle rose di idonei a ricoprire l'incarico di direttori generali nelle 12 aziende sanitarie. Quindi non è finita in quella storia, filo da torcere, come da essere arrivato sull'avvocato d'ufficio le tonne, cioè Conte, quindi è stato a posto. Decadenza. È durata poco più di un'ora ieri mattina l'udienza del ricorso presentato dagli avvocati della Presidente della Regione Alessandra Todde contro la sentenza che ha confermato la richiesta di decadenza per presunte irregolarità nella rendicontazione della campagna elettorale. Poi la Corte, presieduta dalla giudice Emanuela Cogusi, con all'atere i colleghi Enzo Lucchi e Maria Grazia Bagella, ha annunciato che depositerà la sentenza entro 30 giorni. Stando alle discrezioni, però la decisione potrebbe arrivare anche molto prima del termine. Oio. Bene, andiamo da innanzi. Boss nell'isola, lo scontro si infiamma. Nordio, la regione informata da anni. Alle 11 la protesta a Cagliari contro il 41 bis. No alla servitù carceraria. Questo servitù carceraria l'ha impiccato, adesso comunicato mio l'ha impiccato. Prima non l'hai mai menzionato questa servitù carceraria.
A poche ore dalla mobilitazione in piazza Palazzo a Cagliari contro il 41 bis, il ministro Carlo Nordio difende con fermezza il piano che prevede l'arrivo nell'isola dei detenuti in regime di carcere duro. Figurati, non lo a difenderisse. Ma una ramitù. Lo scontro con la regione è aperto. Il ministro della giustizia, in una risposta scritta a un'interrogazione dei senatori dell'M5 Stelle Sabrina Licheri e Ettore Licheri, ha sottolineato come la destinazione Sardegna per i detenuti del 41 bis faccia parte di un iter avviato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel 2011, con interlocuzioni istituzionali e un coinvolgimento del territorio già attivato negli anni, e che ci sono 2.448 detenuti nell'isola su una capienza di 2.583 posti, esclude un sovraffollamento. In tanti dimora a sostegno anche la provincia di Nuoro, la presidente Giuseppe Ciccolini ha convocato il Consiglio provinciale in forma straordinaria proprio in Piazza Palazzo per ribadire la necessità di un confronto serio, trasparente e condiviso su decisioni che hanno ricadute concrete sulla realtà locale e sull'equilibrio del sistema penitenziario. Duro anche l'attacco del senatore del PD Marco Meloni. Nordio, dopo aver assicurato per mesi la regione Sardegna, affermando che nulla era deciso, cambia totalmente registro, accampando confuse ragioni tecniche. Afferma: non è certo la prima volta che si contraddice platealmente, ma talvolta deve sapere che sarà la piazza di Cagliari e il sentimento di un'intera regione a opporsi ad un provvedimento insensato e assai pericoloso e che viola un preciso dettato costituzionale. Vabbè, non era nulla da fare. Andiamo da innanzi. Diabete e malattie croniche, la sfida degli scienziati sardi. Cucca: intercettiamo i segnali scritti nei geni. La regione: investiamo sulla prevenzione. Progetto SARD-GEN: 126.000 screening per ridurre i costi del sistema sanitario su questo diabete. Oltre 126.000 esami su quasi 11.000 volontari in pochi mesi. SARD-GEN, il programma regionale di medicina preventiva e genomica, entra nel vivo e punta ora ad arrivare a 150.000 sardi, un decimo della popolazione dell'isola, cioè di screening, quindi este è uno screening veramente profondo. Complimenti per questa iniziativa. Territori senza assistenza, i comitati scendono in piazza. Manifestazione sabato prossimo a Cagliari sotto il Palazzo del Consiglio regionale. Allarme di cittadini e amministratori locali, il nodo del registro dei tumori che non viene mai a capo e a quanto pare non ha l'intenzione dell'istituire. Torde: ricorso sulla decadenza, sentenza della Corte entro un mese. I termini potrebbero essere più brevi, con il deposito entro la prossima settimana della sentenza. Il tribunale, le repliche finali in tribunale le repliche finali sul caso delle presunte irregolarità sui rimborsi. E Dante di Morite narrata Fercia, che è avvocato del suo collegio regionale di garanzia. Ormai non è solo dialettica processuale, ma qualcosa di più pesante. L'avvocato e componente del collegio regionale di garanzia elettorale Riccardo Fercia ha inviato 2 esposti al Consiglio distrettuale di disciplina dell'Ordine degli Avvocati nei confronti dei legali della presente Torde. Il primo riguarda l'attività del collegio difensivo nel suo complesso. Il secondo invece era diretto personalmente all'avvocato Giuseppe Macciotta. In entrambi si riportano espressioni, dichiarazioni e valutazioni formulate dai legali ritenute lesive e offensive della onorabilità dello stesso Fercia, cioè per l'arroganza. Alla richiesta
di un commento, l'avvocato Macciotta ha replicato che queste iniziative si commentano da sole, rappresentando una tendenza a comprimere i diritti di difesa e critica. Oh, Nel corso dell'udienza, ieri Ferci ha illustrato in 7 punti le ragioni che secondo lui dovrebbero portare i giudici di appello a rigettare il ricorso e a confermare la sentenza di primo grado. Si possono anche riqualificare i fatti, come ha detto la consulta, e si può anche cambiare rito. Noi, il collegio di garanzia NDR, non abbiamo emesso alcuna decadenza, solo il Consiglio regionale lo può fare, come suo atto di alta amministrazione. Il rendiconto presentato ha permesso di ricostruire spese non sue né del suo partito e infine la chiosa ha effetto. Se Trump, dopo la sentenza della Corte Suprema sui dazi NDR, si è inchinato allo Stato di diritto, lo potrà ben fare anche la Presidente Todd, che non ha idea. Qui i commenti della difesa e l'appello di Fercia. Presidente, vorrei parlare senza essere interrotto. Al secondo giro, nuova botta e risposta con i legali sul ruolo del comitato elettorale. A questo punto la mannaia procedurale della presidenta Cogusi ha zittito tutti. Brava. Andiamo da innanzi, i Dem lanciano la sfida a Todd e ora un confronto sui risultati. La relazione del segretario Lai, il caso passa alle segreterie nazionali. E beh, certo, sono tutti una comandita a questo, a comandare dai altri due. Nordio 41 bis, nell'isola non ci sono rischi per la sicurezza. E beh, certo, te potennare. Carceri dedicati al regime speciale, ancora nessuna conferma. Il ministro, la ridistribuzione dei detenuti risale al 2011, quindi praticamente biconte. Oggi la mobilitazione a Cagliari, Todd, chiediamo rispetto. Vabbè. E intanto andiamo a Sport, l'importanza di un punto al Tardini, il Cagliari ferma il Parma, rete pazzesca di Folo Russo, pareggia l'ex Orisanio all'83esimo. Prova di forza e carattere per la squadra di Pisacane che va più volte vicino al gol, anche con Chilisoi e Esposito. Bravo. E quindi comodo, Cagliari sta a 30 puntos, e insomma è in distanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 7 posto da essa retrocessione e quindi non è in una posizione mala, certo lei ha vinto questa partita anche è stata pure sopra, guarda Curza Salazio, ma peccato. Andiamo da innanzi, Mercosur, UE avvia l'accordo, che nella parte dell'America Latina, l'intesa azzera i dazi sugli scambi con alcuni paesi dell'America Latina. Von der Leyen non aspetta l'ok della Corte di Giustizia. L'ira di Macron che ha cosa interna sua, l'Unione Europea non aspetta il parere della Corte di Giustizia e con buona pace di Parigi e dei sovranisti decide di tirare dritto su uno degli accordi più importanti della sua storia. Ecco qua. Ursula von der Leyen ha annunciato che la Commissione, con il sostegno della gran parte dei Paesi membri e dopo aver sentito i gruppi della maggioranza dell'Eurocamera, ha avviato l'iter per l'applicazione provvisoria di un'intesa che coinvolgerà 750 milioni di protezionista di Donald Trump è destinato a cambiare la mappa del commercio tra le due sponde dell'Atlantico. È una risposta veramente interessante questa alla politica daziaria di Trump. Intelligenza artificiale e lavoro, più regole comuni e formazione. La Premier Meloni
si rischia indebolimento della classe media a tutto. Non sapevo dei crimini di Epstein, delle politiche internazionali, dei danni di Bill Clinton, audizioni fiume di Clinton, i Dem cioè dobbiamo ascoltare sul presidente Vecchio, non mi fa piacere. Washington, le deposizioni di Bill e Hillary Clinton potrebbero rivelarsi un boomerang per Donald Trump e i repubblicani. La loro testimonianza offre ai democratici l'occasione di incalzare il presidente e la First Lady, oltre a tutti i membri dell'amministrazione che hanno avuto rapporti con Jeffrey Epstein, a partire dal segretario al commercio Howard Lutnick. Non mi piace vedere Bill interrogato, ha ammesso Trump, sentendo nuovamente salire la pressione per uno scandalo che continua a perseguitarlo. E Bill Clinton gli fa da sponda, non mi ha mai detto nel caso. Epstein ha detto nella sua testimonianza alla commissione di vigilanza della Camera, secondo cui Epstein non della sua attività. Sta a voi decidere a ogni occasione di essere stato completo, riuscire a parlare un presidente del GAI. L'Iran rinuncerà alle scorte di uranio, ad annunciarlo il mediatore dei negoziati, ma l'opzione militare resta ancora sul tavolo, tanto è che Pacu Zohrafak tira dall'alto le forze americane e pubblica le fotografie. Torna a salire e la Cina osserva con preoccupazione ma il petrolio iraniano, di cui una quota rilevante è destinata a Pechino, ma c'è anche militari USA in uno scenario di crisi reale. In questo contesto si inserisce Mizar Vision, attiva dal 2021, che da circa 2 anni monitora e diffonde sui giornali immagini satellitari delle forze armate americane. Ecco qua, Kirkana Preto Buscaglio. Iran, cresce il rischio di conflitto, ecco questa è la nuova Sardegna, l'Unione Haiti troppo in arretrato, Trump insoddisfatto dei colloqui, anche la Cina esorta i suoi cittadini a lasciare il paese prima possibile. Regno Unito, i Verde vincono le suppletive e quindi Turner un pacco in difficoltà. Intesa UE Mercosur, l'avvio è provvisorio in alcuni articoli venuta. Estamos terminato, ritte nova de hoy, ponimos a sigla de tancatura e nos damos appuntamento. Poi arriva